adesso sì. Va bene, buongiorno a tutti voi. Tutto bene? Sì? Ok. Stiamo qua per adorare il nostro Dio. Tutto ok con voi? Bene? Settimana buona? Va bene. È interessante. Stiamo qua oggi per adorare il nostro Dio. Oggi dobbiamo parlare di offerta, no? E ogni domenica è un'offerta. E è interessante la storia di questa famiglia che dobbiamo parlare questa mattina. Per loro o quotidiano è un'offerta e per loro prezioso è un'offerta. O quanto noi dobbiamo imparare che questo quotidiano di ogni domenica è un'offerta, o quello che è più prezioso per noi è un'offerta. E nós stiamo qua oggi per il nostro quotidiano. Ogni domenica che non si ripete è una domenica di un'offerta. E quello che noi faremo questa mattina è offrire la nostra storia, la nostra vita ao Signore. Tante volte esiste quello frase sbagliata, siamo venuti per assistere un culto. Nós non siamo qua per assistere, osservare. Nós siamo qua per offrire la nostra storia, la nostra vita, il nostro tempo, la nostra consacrazione al Signore. Noi ci raduniamo in questo luogo qua come popolo, come gente, come persona per consacrare al Signore. O Signore è ovunque sia, ma nella storia esiste o senso di comunità, di popolo, di gente. E è o senso di comunità, di appartenenza, di popolo, di gente che si radunavano nella storia e che si radunano finora per adorare l'unico e vero Dio. Perciò che noi ci raduniamo qua oggi per questo. Perché il nome di Gesù si manifesta, la sua gloria si manifesta, o seu nome si diventa pungente nella nostra storia, toccando, parlando, rivelando e tante volte guarendo le nostre ferite. Perciò noi arriviamo qua con le nostre situazioni, con le nostre debolezze, arriviamo qua con le nostre sofferenze, dolori, con la nostra gioia, ma siamo qua per offrire al Signore un culto. E tu sei invitato a questo. Preghiamo. Chiudi i tuoi occhi. Pensa in questo momento della tua, che cosa tu stai portando. Che cosa stai portando al Signore. Pensa nella tua vita. Che cosa tu starai consacrando ao Signore. Um cuore felice, un'anima ferita, uma mente que é confusa, uma mente que é em paz, um cuore soddisfatto, uma anima guarita dal Signore. Quando raduniamo il nostro pensare, i nostri sentimenti, la nostra vita, tutta la nostra forza va verso quello che merita, che è Dio. In questo momento noi cominciamo a dare una dimostrazione di quanto Lui merita. O valore di quello che io consegno a Lui in questa mattina, nella mia giornata, è il valore che Lui è per me. Nostro Padre, siamo qui. Iniziare assieme con la tua gente, il tuo popolo, la tua chiesa, questo culto, è un privilegio che tu ci hai donato, ci hai regalato. Grazie, Padre, che assieme possiamo vivere questo momento. Assieme, Padre, possiamo scoprire la tua grandezza, il tuo amore. E assieme, Padre, pensare solo in te. Solo in te. Perché tu sei l'unico e vero Dio. Quando ricordiamo che tu hai inviato il tuo figlio Gesù
presso sacrifício per noi, è lì che vediamo quanti preziosi noi siamo ai tuoi occhi. E ora, Padre, siamo qui per offrire la nostra vita. È quello che siamo. È per te. Solo per te. Quello che vogliamo, Padre, è chiederti in questo momento. Che tu possa benedire ogni atto qua. Tutto quello che vivremo. E che lo Spirito Santo si rivela. Lo Spirito Santo possa agire nei nostri cuori e parlare. Grazie. Questo momento, Padre, tu ci hai regalato come un privilegio. E è per te. Nel nome di Gesù. Grazie, Padre. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi. Possiamo lodare, possiamo cantare, possiamo vivere questo culto come unico per la nostra storia, perché è l'unico. È un culto in questa giornata che possiamo vivere questa esperienza con il nostro Signore. Cantiamo, offriamo e possiamo aprire la nostra bocca e lasciare scorrere quella lode al nostro Signore. Amen. Amen. Possiamo cantare insieme, lodare il nostro Signore con gioia, con allegria, anche se magari ci siamo svegliati da mezz'oretta, da un'oretta, non so come siete venuti qua, ma cantiamo, lodiamo il nostro Signore col sorriso in volto, celebrandolo per quello che Lui fa ogni giorno. Amen? Amen? Cantiamo.
Chiesa griderà, Dio per noi. Dio per noi combatte, ogni fortezza fugge, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, il nemico è vinto solo nel suo nome. La Chiesa griderà, griderà, io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che tu sei me, guarito sono. Dio per noi combatte, ogni fortezza fugge, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, il nemico è vinto solo nel suo nome. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, ogni fortezza fugge, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, il nemico è vinto solo nel suo nome. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, ogni fortezza fugge, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, il nemico è vinto solo nel suo nome. La Chiesa griderà, griderà. Amen. Continuiamo a lodare il nome del nostro Signore. Cantiamo, se noi siamo vivi, continueremo a lodare il Signore. Amen. Che noi possiamo continuare a celebrare il nome del Signore questa mattina. Se tu sei vivo, loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Se tu sei vivo, Se tu sei vivo, loda il Signore. loda il Signore. Se tu respiri, Se tu respiri, loda il Signore. loda il Signore. Loderò nelle valli E sulle montagne, se sono sicuro, oltre illuminerò. loderò se son solo o se circondato. La mia lode è l'acqua che annega il nemico. Finché io respiro, ho motivo per rendere lode al Signore, anima mia. Lode al Signore, l'anima mia. Loderò quando sento e quando non. Loderò perché so il controllo ce l'hai. La mia lode è un'arma molto più di un suono. È il grido di lode, fa crollare Gerico. Finché io respiro, ho motivo per rendere Lode al Signore, l'anima mia. Lode al Signore, l'anima mia. Non tacerò, il mio Dio vivo è, non riesco a tener questo solo per me. Lode al Signore, l'anima mia. Lode al sovrano, lode che regni, lode al risorto che vinse la morte, lode al fedele, lode al vero, non c'è un altro più grande di te. Lode al sovrano, lode che regni, lode al risorto che vinse la morte, lode al fedele, lode al vero, non c'è un altro più grande
sei vivo, loda al Señor. Se tu respiri, loda al Señor. Se tu sei vivo, Se tu sei vivo, loda al Signore. loda al Señor. Se tu respiri, Se tu respiri, loda al Signore. loda al Señor. Amen. Signore, noi ti ringraziamo per questo momento di comunione, Padre, ti ringraziamo per questo momento di lode, che tu possa essere con noi questa mattina, Padre, che tu possa insegnarci, che la tua parola possa entrare nei nostri cuori, Padre, che il tuo Santo Spirito possa consigliarci, Padre, che tu possa essere con noi questa mattina, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Vedo suo amore e grazia lavare ogni peccato in noi, lodiamo a Lui, cantiamo a Lui. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Questa generazione che ha scelto di servire Dio e ha fede in Lui, ha fede in Lui. Sappiamo che il risveglio verrà se noi preghiamo Dio e lo invochiamo con tutto il cuore. Osanna,
Signore, ti ringrazio, Padre, per questo momento, che tu possa venirci a salvare, Padre. Osanna, lì da su nei cieli, Padre, che tu possa salvarci e noi verremo lì, Padre, e noi saremo salvati non per quello che noi facciamo, non per le opere buone che noi facciamo, Padre, ma grazie al tuo gesto, Padre, che hai fatto nella croce, Padre. Non perché noi cerchiamo di fare ogni bene possibile, Padre, non perché cerchiamo di fare il meglio, nonostante tutto, Padre, nonostante le cattive azioni che ognuno di noi può fare, nonostante la persona più orribile sulla faccia della terra, Padre, verrà salvata grazie a te, grazie al tuo gesto, Padre, perché nessuno di noi se ne vanti, Padre, ma siamo salvati soltanto per il tuo gesto, Padre, questa offerta. Padre, noi ti ringraziamo che noi possiamo parlare con te questa mattina, nel nome santo di Gesù, amen. Io navigherò nell'oceano dello Spirito e li adorerò, il Dio del mio amore. Io adorerò il Dio della mia vita, tu che mi hai capito senza nessuna spiegazione. Spirito, Spirito, discendi come un fuoco e come a Pentecoste riempimi di nuovo. Io navigherò, cantiamo.
che amo, con tutto il mio cuore, colui che voglio seguire. Io adorerò il Dio della mia vita, tu che mi hai capito senza nessuna spiegazione. Spirito, Spirito, discendi come un fuoco e come a Pentecoste riempimi di nuovo. Spirito, Spirito, discendi come un fuoco e come a Pentecoste riempimi di nuovo. Padre, noi ti ringraziamo per questo momento, che tu possa consigliarci, Padre, che la tua parola possa essere proclamata, che possa essere parlata oggi. Ti prego di preparare i nostri cuori per riceverla e che noi possiamo metterla in pratica, Padre, perché è una parola viva, non è una parola che rimane solo per iscritto, Padre. È una parola che si sente, che fa la differenza nelle vite, Padre. E noi ti ringraziamo per questo momento. Nel nome santo di Gesù, Padre, che tu possa riempire i nostri cuori, Padre. Come abbiamo cantato, riempimi di nuovo, Padre, che noi possiamo sentire la tua presenza che è sovrana su ogni tipo di decisione, su ogni vita, Padre. Noi ti ringraziamo questa mattina nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Continuiamo in preghiera. Ho saputo oggi che sono tante persone che sono a casa che non stanno bene con la salute, ma tante volte noi non stiamo bene anche con noi stessi, no? E tante persone che non stanno bene con se stesse, soprattutto perché c'è qualcosa che stanno gridando per una guarigione di Dio. Chiudi i tuoi occhi, preghiamo. Pensa in te. Pensa in una persona che tu sapi che sta sempre qua con noi o che non vede da tempo. Prega per questa persona. Intercediamo. Abbiamo cantato Spirito, 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 scende su di noi. Rivela, usa le nostre vite. Vogliamo intercedere per il tuo popolo, Padre. Nostro Padre, navigare nell'oceano dello Spirito è essere guidati completamente da Te. Navigare, oh Padre, nell'oceano dello Spirito è sentire un vento Tuo. Che questo Spirito ci conduca, Padre, dove Tu vuoi. Intercediamo, Padre, per la Tua Chiesa e il Tuo popolo. Abbiamo tanti fratelli e sorelle che oggi non stanno bene con la salute. E sicuramente volevano essere qui, adorarti, adorarti, adorarti. A vivere questa esperienza di adorazione a Te. La Tua mano di guarigione, la Tua mano di conforto, di consolo. Só Tuo, Padre. Navigare nell'oceano dello Spirito e essere completamente guidati da Te. E che così sia, Padre, per noi, sempre. E questo momento è Tuo, nel nome di Gesù.
Amém, Senhor. Amém, Chiesa. Quanto è preziosa questa parte, no? Oggi mi ha colpito. Io conosco questa canzone prima della nascita di Monique, ok? Ma quanto è bello sentire questo, essere guidati dallo Spirito, condotto dallo Spirito, e sentire questo Spirito Santo che ci conduce. E è Lui, e è questa presenza sua. E noi vogliamo oggi camminare su questa risposta nostra a questo Spirito Santo. Che cosa noi rispondiamo a Dio? Qual è la nostra risposta a Lui? Leggiamo il testo di Giovanni 12, 1-11. Una storia che noi conosciamo. È una storia che, quando si prepara un messaggio, è molto interessante. Succede con me, sicuramente com o pastor Alessandro. Noi vediamo delle cose nuove sempre in un testo che noi già abbiamo letto da anni, ma sempre c'è qualcosa di prezioso. E quello che vogliamo oggi è essere condotti dallo Spirito a camminare con la Chiesa. Giovanni 12, 1-11. Gesù dunque 6 giorni prima della Pasqua andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono date ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro. E tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: lasciala stare. Ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Poiché i poveri li avete sempre con voi, ma a me non mi avete sempre. Una gran folla dei giudei seppe dunque che egli era lì e ci andarono solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere, non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Che cosa scopriamo in questa bellissima storia? Che cosa scopriamo qua? Che cosa è successo prima? Che cosa è successo prima? Buongiorno, tutto bene? Ok? La risurrezione di Lazzaro. E adesso Gesù ritorna a casa di Lazzaro, lì c'era Maria e Marta, le sorelle. E è interessante quando vediamo questo fatto qua, è interessante che è stato il testo che abbiamo parlato questa settimana lì a Montebelluna, no? E coincidenza di Dio che stiamo parlando dello stesso argomento. Una risurrezione, un miracolo, Gesù in una casa. E noi stiamo già da tempo vedendo le storie di Gesù, ma le storie di Gesù devono cambiare la mia vita. Eu não posso avere una conoscenza di una storia di Gesù e mantenere questa conoscenza come una conoscenza. Nós dobbiamo trasformare la storia di Gesù a un stile di vita nostro. Ossia, io leggo una storia di Gesù, imparo qualcosa di nuovo di Gesù e lì io devo adesso muovermi una nuova storia per me. E qua Gesù, che dopo aveva risorto Lazzaro, adesso è andato a casa di loro. Non so se tu já hai fatto un invito a Gesù di andare a casa tua e offrire una cena per lui, perché lui aveva fatto un gran miracolo, una grande azione nella tua storia, nella tua vita. Io penso che quando Marta, Lazzaro, Maria, non so chi ha fatto questo invito a Gesù, loro già erano amici, ma dopo quel momento, quel miracolo, mio fratello o io ero morto, adesso dobbiamo invitare Gesù e offrire una cena. Tu já hai fatto questo, invitato qualcuno che ha fatto una cosa bella nella tua vita per una cena o no?
Sim ou não? Solo io? Ah, já. Ok. E quanto é bello avere questa gratitudine a Gesù. Ossia, loro offrirono a cena in quel momento con la gratitudine. E é interessante que tante volte nós estamos perdendo questo senso della gratitudine. E vedere questa storia di un Gesù che va lì. Eu não lo so, Gesù um giorno mi dirà, Caio, non era proprio quello che tu predicava. Eu não era così festaiolo come tu dici che io ero. Eu não mangiavo tanto come tu tante volte tu dici che io mangiavo tanto. Ma sempre mi dà una ideia che dove c'era un momento di gioia, di allegria, di festa, c'era Gesù. Dove c'era tanto cibo, c'era Gesù. Dove c'era momento di celebrare, c'era una festa, c'era Gesù. Quello che eu devo imparare, e voi sapete un po' della mia storia, che io quando ho cresciuto in un'altra religione, in un'altra chiesa, la mia idea era un Gesù molto chiuso. Un Gesù che sembrava che non manifestava sentimenti e emozioni. Ma quando ho conosciuto Gesù, io ho visto, calma, Gesù è diverso. E o meu Gesù celebrava, faceva festa, o meu Gesù era assieme, o meu Gesù piangeva, o meu Gesù faceva de gioia, faceva delle grandi risate. E eu penso che o meu Gesù raccontava del barzellette. É questo il nostro Gesù. É questo Gesù umano che noi dobbiamo vedere o quanto Lui è come io sono. Perciò che abbiamo parlato settimana scorsa di Gesù, bom pastore, e Lui soffre con noi, gioisce con noi, perché tutto quello che che noi stiamo vivendo, Lui já vissuto. Tutta la nostra storia di oggi è la storia di Gesù. Perciò in questo momento Gesù era a casa di Marta, Maria e Lazzaro e c'era una cena per Lui. Io penso che loro hanno invitato Gesù per quella cena per l'amicizia, ma hanno invitato Gesù anche per dire, Gesù, grazie, perché Lazzaro è qua al tuo fianco e è stato per causa tua. O quanto noi dobbiamo imparare che la gratitudine è portare alla nostra casa, ao nostro tavolo, offrire una cena e dire grazie per quello che tu fai nella nostra storia. Furio, quale persona tu invitava a casa tua e che cosa tu offrivi? La persona non serve dire, ma quale che cosa che tu offriva, Furio? Era pesce, no? Sicuramente. Nella mia casa sarà la picanha. Na casa di Pastore Sandro sarà la pasta asciutta, no? Ok? Ossia, noi vogliamo offrire quello che veramente è la nostra storia per le persone. No, lui farà un tortellini mantovano, no? Ok, adesso sì parliamo lo stesso linguaggio. Ossia, noi offriamo alle persone la gratitudine, quello che è per me la mia storia. Eu non so che cosa loro offrirono a Gesù, ma c'era una offerta per lui. C'era una vita di Gesù, o quotidiano che loro offrivano. Ma per avere questa offerta io devo imparare che quello che io offro a Gesù è perché io c'ho una relazione con Lui. Come ho detto prima, io non so se loro hanno invitato a Gesù per un miracolo o hanno invitato a Gesù perché avevano una relazione di amicizia con Gesù. O può darsi loro hanno fatto questo invito per le due situazioni. Perciò o senso della mia camminata con Gesù è che io devo avere una relazione con Gesù, un'amicizia con Lui. Eu devo sapere che o meu Gesù non è una persona lontana, una persona di là. Gesù è mio amico. Abbiamo parlato settimana scorsa che Lui era o mio pastore. Io lo seguo, Lui dice e io obbedisco. Ma allo stesso tempo, Lui è mio amico. E sicuramente Lui entra nella mia casa e mangerà quello che io offro. E lì non c'è quella storia, Gesù ti piace mangiare questo? Ah no, io sono vegano, non posso. No, mio Gesù mangia tutto quello che io offro. Perché Lui fa parte della mia quotidianità, fa parte della mia vita. È un mio grande amico, è prezioso. Perciò il quotidiano di questa famiglia qua è la intimità di stare con Gesù a tavola. Perché tavola, cenare assieme, significa intimità. È lì che noi condividiamo le cose.
E não é o cibo a coisa più importante. Eu sempre dico alle persone, pastore, che cosa tu mangi, che cosa tu non mangi, Yasri, che cosa mangia ou não mangia. Eu sempre dico, io mangio tutto. E per me não importa quello che c'è a tavola. O importante è stare assieme. Quello che importa è stare insieme. Quello che importa è o condividere le parole, ascoltarle, parlare e crescere assieme. E questa è la cosa più importante, perciò che Gesù è lì. E perciò le persone che sono importanti in questa storia, che era Gesù, devono stare lì a ringraziare Gesù perché era un amico. Ma allo stesso tempo aveva fatto un miracolo e il fratello era lì. Non so, eu penso che loro non sapevano che dopo 6 giorni di Gesù doveva essere ucciso. E forse era l'ultima cena di Gesù con loro. Ma qua c'è un ringraziamento. E qua è prezioso. Eu não conosco a tua história de casa, a tua família, mas delle cose semplici, scusate la parola, banali. Tu ringrazia Dio ogni giorno? Ao tavolo tu fai una preghiera di ringraziamento per il cibo che Dio ti dà? Ao mattino, quando tu apri i tuoi occhi, tu fai una preghiera di ringraziamento? Quando i tuoi figli escono di casa, tu vieni qua, preghiamo assieme, meu filho. Uno, perché tu sei meu filho. O secondo, che tu devi andare alla scuola e preghiamo assieme. Alla sera tu ringrazia Dio e prega. Eu só posso inserire Gesù nella mia vita quotidiana se la preghiera è parte di ogni momento della mia vita. Perciò ao tavolo si ringrazia sempre. Alla giornata io ringrazio sempre, io inserisco Gesù nella mia vita quotidiana. Lì è successo un miracolo. E loro ringraziavano e Gesù era presente. Nella nostra vita è successo un miracolo. E io ringrazio Gesù sempre, perché io sono qua. Perché Gesù mi ha liberato del peccato e delle tenebre. E io sono qua. Leggiamo questo testo di Efesini 2, 1-2. Dice così, Dio ha vivificato chi? Chi è Dio vivificato? Te, la mia vita, la nostra vita. Dio ti ha vivificato perché dove era Caio? Dove era te prima? Nella morte. Lazzaro era una morte fisica, ma noi eravamo nella morte spirituale, senza intimità con Dio, senza contatto con Dio. E Gesù ci ha vivificato. E perciò che domenica noi siamo qua alle 10:30 per fare che cosa? A ringraziare questo Gesù, a adorare questo Gesù, a lodare questo Gesù, a stare assieme con il popolo di Dio, a offrire un culto a questo Gesù. Questa settimana, ieri noi abbiamo ricevuto da Rosy Lane di Conegliano. Lei ci ha fatto vedere una immagine di un pastore suo della Germania che era in Sri Lanka, in mezzo alla pioggia, dove era la chiesa di Sri Lanka? Assieme, perché non c'era una struttura chiusa, adorando il Signore. E quando abbiamo visto ieri questa foto, che è di Conegliano, qua può vedere questa foto, è vedere lì il desiderio di adorare il Signore, perché Gesù mi ha vivificato. Dio mi ha vivificato anche noi. Dove eravamo noi? Eravamo morti nelle nostre colpe e nei nostri peccati. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Io ero un grande colpevole, sono ancora. Io sono un peccatore. Ma Cristo Gesù mi ha vivificato e adesso è la gratitudine. Ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza di aria, di quello del spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Maria, Marta e Lazzaro hanno invitato Gesù per ringraziare Lui. In un momento di quotidianità, un momento di una cena, un momento di stare assieme a mangiare. La nostra vita deve essere allo stesso modo. Io devo avere il ringraziamento permanente. Quello che mi preoccupa tante volte è che noi facciamo un ringraziamento e dopo dimentichiamo tutto quello che la gente ha fatto per me. Io devo essere grato sempre.
La gratitudine non finisce mai. La gratitudine è una dimostrazione di che io veramente riconosco che io non potevo, ma qualcuno ha interferito nella mia vita. Io sono grato. Io offro la mia storia. Perciò io ero una persona senza relazione con Dio, io ero una persona senza possibilità di adorare, io ero una persona con la mia anima ferita, con la sofferenza, io ero una persona senza libertà, io ero morto, io ero in mezzo al peccato e adesso io offro a Gesù perché mi ha liberato. Tu sei libero, tu adora Gesù, tu riconosci che Gesù merita la vera adorazione. E quando noi cantiamo qua, tu riesci a riempire la tua boca di adorazione al Signore. Non importa se tu sei stonato, non sei stonato, là stonato, non so che cosa. Quello che importa è che tu devi aprire la tua boca di gratitudine al Signore. Tu mi hai vivificato. Io ero morto, adesso sono qui per te, Gesù. É quello che eu devo offrire a te, è la mia vita. Eu non dimenticherò mai i tuoi benefici nella mia storia. Io sono grato a Lui. Perciò offrire a Gesù è offrire quello che è o più semplice per me. È la mia storia, è la mia vita, è sempre, è quotidiano, è ogni momento, è ogni culto, è ogni domenica, è ogni incontro, è ogni sabato, è uma offerta per Lui. È la mia vita di gratitudine. Perciò io devo trasformare la mia storia in una gratitudine permanente. La gratitudine nel nostro giorno è sempre, perché il mio giorno è la mia intimità, e la mia intimità io offro a Lui. Perciò ogni momento che tu ce l'hai un incontro con Gesù è la gratitudine. Una persona che non è grata, che cosa è? Non è ingrata, c'è un'altra espressione. È una persona che pensa a se stessa e sta si lamentando. E lamento, e lamento, e lamento, perché è insoddisfazione, 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 e perché non riconosce quello che è stato fatto per lei, per Gesù. Perciò una persona che non ringrazia si lamenta, perché il centro è la sua vita. Quando eu sono grato, o centro non è la mia vita, è Gesù. E o centro è Lui, e è verso di Lui che va tutta la mia gratitudine. Mi piace tanto di leggere la storia del popolo di Israele, perché lì c'era un popolo che aveva perso la gratitudine e si lamentava. E Dio sempre diceva: ricordate, celebrate, avete di incontro personale con me, per offrire la gratitudine, perché Dio era triste con il popolo, perché trasformava la gratitudine in lamento. E Dio diceva: ricordate, voi eravate schiavi nell'Egitto, adesso voi siete liberi in questa terra. E eu vi prometto una nuova terra meravigliosa per voi, ma che voi potete essere obbedienti e con la gratitudine. Quante cose il Signore ha fatto per te? Racconta alle persone a tuo fianco quante cose il Signore ha fatto per te oggi. Oggi. Perché state mi guardando? È per guardare la persona a tuo fianco. Dica alle persone che cosa ti ha fatto? Ti ha dato da mangiare oggi? Dica alla persona quante cose oggi. E mi sono alzato. Io ho aperto gli occhi. Io ho visto. Ho sentito il rumore di un gatto che si lamentava vicino a casa mia, ma ho sentito perché io non sono sordo. Io ringrazio a Dio. Ho sentito la pioggia. Ho preso la mia macchina. Ho dato passaggio a 3 persone carissime. È stato assieme con Astrid. Io ringrazio a Dio. Io entro qua con la Chiesa di Dio. Io posso dire a questo popolo che Dio mi ama e che mi ha amato e che io amo. È la gratitudine. Só possiamo dire grazie Signore, sì o no? Dica questa parola adesso: grazie Gesù. Grazie Gesù. Io sono qua. E è interessante che offerta si deve pagare prezzo. Uscire di casa domenica mattina sotto quelle coperte è facile o no? Umanamente, adesso siete svegli, no? No!
Uscire di casa adesso che fa freddo? No! Pastore, c'è ancora un po' di pioggia? No! Ma io ricordo che io sono una persona liberata da Gesù. Eu ce l'ho la vita. Io vado ad adorare mio Dio con la chiesa che Dio mi ha donato. È la gratitudine. Perciò la gratitudine deve essere predominante nella mia vita. È la soddisfazione. E quando eu sono grato, eu sono soddisfatto. Completamente nel Signore. Marta, Maria e Lázaro offrirono a Gesù una cena. La loro quotidianità, la loro storia, la loro vita era lì con Gesù. E Gesù mi insegna questo. Caio, fa lo stesso con me. Ogni momento inserisci la mia vita in gratitudine a me. E è quello che Lui vuole da noi. Perciò eu devo imparare che la gratitudine fa parte del mio quotidiano. Se tu non hai fatto una preghiera di gratitudine questa mattina, ricomincia domani. E ogni momento sia grato ao Signore. Secondo ponto di questa storia qua, è quello che Maria fa con Gesù. Che cosa fa? Chi si ricorda il testo? Che cosa offre a Gesù? Óleo. Qual era o valor de quel óleo? Não serve dirmi adesso. Prende tu stipendio. Quanto que tu guadagna oggi? Ok? Moltiplica per 12. Capito? Um ano de stipendio. Maria prende quello óleo que valeva tutto quello. Se teu stipendio é 1.000 euro, tu estava oferendo a Gesù quanto? 12.000 euro em quel momento. Se teu stipendio é 2.000 euro, tu estava oferendo a Gesù quanto? 24.000 euro a Gesù. Pastor, adesso parlerà di soldi, não? Pastore, salta questo punto qua che è un po' dolente. Era quello che Maria stava facendo. Eu offro a Gesù o meu quotidiano. Eu offro a Gesù quello che è più prezioso. Che cosa è più preziosa per te? Chi si ricorda la storia di Anna? Abbiamo parlato circa 2 o 3 mesi fa. Lei che cosa offre a Dio? Seu filho. Voleva tanto avere un figlio. E Dio ha regalato Samuele. E Anna che cosa fece con Samuele? Ha portato ao Dio. È per te. Será que se Dio ti dà un regalo prezioso, tu trattieni per te o offri per il Signore? Che cosa Abramo fece con Isacco? Chi si ricorda? Già era un ragazzino, 14 anni. Io offro mio figlio. Ossia, quello che è più prezioso per Abramo e per Anna, loro offrirono al Signore. Quello che era prezioso per Maria, perché loro non erano una famiglia, come si dice, economicamente stabile, ma offri a Gesù quello che era più prezioso. Che cosa tu ce l'hai di più prezioso nella tua vita? Tu sapevi che quello non è tuo? È la tua chitarra, Edoardo? No, pastore, è lei. Esatto, è lei, né? Paulo sta confermando. Ossia, che cosa è più prezioso per te? È quello che Gesù sta dicendo, devi dare a me. Eu não estou parlando de soldi, estou parlando di quello che io penso che è mio, ma appartiene a Dio, perché Dio ti ha regalato per un tempo, in modo che tu sapessi amministrare questo. E adesso Dio sta dicendo, Caio, mi restituisci. O più prezioso io consacro ao Signore. O più prezioso io offro ao Signore. La mia offerta è quello che è più prezioso per me. Perciò che io mi ricordo di Anna, io ricordo la storia di Abramo. Io ricordo tante storie di personaggi che aquilo che era più prezioso Dio ha detto, è questo che tu devi offrire a me. E tante volte noi pensiamo che è mio, io adesso gestisco. No, consegna a me. La vita libera di gratitudine, io offro al Signore quello che è più prezioso.
E può darsi che la cosa più importante per noi in questo tempo qual è? Non sto parlando di soldi. È il nostro, almeno quando eu giocava a calcio era così che si faceva, no? Non sei ancora, c'è ancora questa maneira. È il nostro tempo. È il nostro tempo. E tante volte nós vogliamo gestire il tempo ao modo nostro. Ma o tempo io consacro ao Signore. E quando eu comincio a consacrare questo mio tempo che è prezioso, è il mio tempo di lavoro, è il mio tempo di scuola, è il mio tempo di studio, eu comincio a dire no, questo mio tempo è per il Signore. Penso che ho già raccontato a voi, ma non c'è nessun problema di raccontare novamente. Quando eu era giovane, eu era o tesoriere della chiesa, eu era o responsável de um piccolo gruppo, eu era o responsável del gruppo dei giovani e eu ensinava nella scuola bíblica. E eu estava estudando nella università. E ho fatto una semplice decisione nella mia vita. In 1985, maggioranza non erano nati, io ho detto, Dio, questo anno di 86, io lascio tutti questi affari, tutte queste responsabilità, tutto questo che io facevo in chiesa. E ho lasciato tutto. Fino al 1985 io non sono stato bocciato in nessuna disciplina. 86 che ho lasciato tutto, sono stato bocciato in diverse discipline. E la mia vita spirituale è entrato un caos. Perché quello che era prezioso per me, io ho trattenuto per me, io ho tolto dell'offerta per il Signore. Io ho perso. Io ho perso. Perché io ho tolto dal Signore quello che era suo. E dopo, quando ho ripreso la mia storia, 1 anno e mezzo dopo, le benedizioni del Signore mi hanno seguito. Io faccio il mio calcolo matematico qua. Il Signore ha detto, Caio, togli la tua matematica e cominci a camminare per fede. Dove tu non riesci a vedere, è lì che succederà un miracolo. Ma offri quello che è prezioso per te a me. E io vado a trasformare questo nella tua storia. Questa settimana stavo leggendo una storia che parlava un po' di questo, soltanto un riassunto qua. Prima Re 17, 15 e 16. Quella andò e fece come Elia che gli aveva detto. Lei e la sua famiglia che di Elia ebbero da mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non esaurì. L'olio nel vassetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunciata per bocca di Elia. Quella vedova là non c'era più, solo il figlio. E forse c'era da mangiare 1 o 2 giorni. E dopo entra Elia in questa casa, un altro. Ma come lei offre al Signore, non mancò l'olio neanche la farina. Quante volte noi facciamo il nostro calcolo matematico dei nostri soldi, del nostro tempo, della nostra vita, e stiamo perdendo di vivere un'esperienza di fede con il Signore. Io credo che il Signore sta chiedendo a te, offri a me quello che è più prezioso. Offri a me quello che per te è nel tuo controllo. Offri a me questo che è prezioso. E io abbonderò nella tua vita di questo che tu pensa che ti mancherà. Non sto parlando di soldi, e anche questo. Ma sto parlando della tua vita che tu devi offrire al Signore. Che cosa il Signore ti ha dato? Io ce l'ho una invidia santa di questo gruppo musicale qua, perché loro suonano, cantano. Io non so fare niente di questo. Carissimo, usate questo per il Signore ogni volta che il Signore vi chiedete. Offrite al Signore con gioia, con allegria e con abbondanza. E il Signore riempirà nella vostra vita ancora di più. E qualcosa tu dirai ai vostri figli, alla vostra storia. Quando io offrivo al Signore, non mi ha mancato nulla. Perché ho offerto al Signore. Maria mi insegna che offre quello che è più prezioso. Ana mi insegna che offre quello che è più prezioso. Abraamo mi insegna che offre quello che è più prezioso. Questa vedova qua mi insegna che sembra che mancherebbe qualcosa, ma lei offre al Signore e non manca mai. O Signore está dizendo, offre a me non soltanto il tuo quotidiano, offre a me quello che è più prezioso a te e io farò abbondare nella tua vita ancora di più. Chi conosce il testo di Malachia 3 sa di questo.
Maria está oferecendo a Jesus um preço de 1 ano de estipêndio de lavoro. Adesso qual a porta que usa ali, não, Fernando? Só tra di noi. La tua mente è più di Giuda o la tua mentalità è più di Maria e di Gesù? Ah, se poteva prendere questo, vendere e dare ai poveri. Chi pensa uguale a Giuda? Solo io? Ah, noi due siamo coraggiosi che alziamo le mani. Eu penso que a maggioranza pensa, ma non hanno coragem de alzare le mani. E noi pensiamo, tanta gente soffrendo, vendiamo questo e offriamo ai poveri. O argomento di Giuda non era questo. È perché lui voleva prendere qualcosa per sé. Ma tante volte o nosso ragionamento è gestire la parte econômica. Eu não estou qua per gestire la parte econômica, neanche o meu tempo. Io ho consacrato ao Signore. È Lui che gestisce per me. Io ho dato ao Signore. È Lui che fa per me. Giuda, siamo noi. Noi cominciamo a gestire ao modo nostro. E o Signore está dicendo, lascia fare. Lascia fare. Lei está consacrando quello che è più prezioso per lei economicamente a me. E quello che è più prezioso eu devo offrire a Gesù. E qua eu posso dirvi con tutta la sicurezza, o quanto prezioso Gesù è per me è basato su quello che io offro per Lui. O quanto prezioso è Gesù per me è quello che sto pronto a donare a Gesù. Ah, pastore, non è così? È così. O quanto preziosa la mia moglie per me è quello che io sto investendo per lei. O quanto prezioso è Gesù per me è quello che io sto consacrando a Lui. E Lui è molto più ancora di me. È Lui che mi ha dato vita, mi ha liberato. Quando leggiamo questa storia, sembra che a nossa mentalità non riesce a entrare. Ma Gesù stava dicendo, o centro sono io che merito la consacrazione. O centro sono io. E deve darmi quello che è più prezioso per te, quello che è più importante per te. Lascia o tempo con me. Lascia le risorse con me. Lascia la tua famiglia con me. Lascia tutto quello con me e tu vedrai o quanto io farò nella tua storia. Lascia con Gesù. Tante volte quella mano che usa a nostra, no? Eu dare la mia famiglia, i miei figli, i miei studi, tutto quello. Ma Gesù, eu ho lavorato tanto per questo. Caio, fa così. Libera per me. E io farò così, Caio, darò per te. E dopo tanti anni tu comincerai a raccontare tanti beni che ho fatto per te, tanti benefici che ho fatto per te, e tu insegnerai alla futura generazione o quanto è prezioso dare a me quello che tu vuoi trattenere per te. Consegna a Gesù la tua storia. Che cosa è prezioso per te? Eu sempre dico, per me, a coisa più preziosa, ok, não estou falando de minha mole, mas della coisa assim que eu vedo é o meu tempo. E tante volte Gesù dice, Caio, sono io che controlo. É o tempo. Mas é com Gesù. E Deus está dizendo, Caio, ricordati 1986. Ricordati. Não vale que tu venga a sofrer novamente. Ritorna a me, Caio. E consegna quello che per te è o tempo. Consegna a me a tua risorsa, a tua famiglia, tuo figlio. Consegna a me i tuoi talenti. E tu vedrai quanta abbondanza eu darò nella tua vita. Eu sempre dico, nella nostra testa, o giorno a quante ore? Una giornata, quante ore sono? 24 ore. Com Gesù è diverso. Quando eu consegno a Gesù, sembra che o tempo non finisce. Perché Lui mi farà fare tutto quello che sembrava impossibile. È Lui che mi darà la capacità. È Lui. È Gesù. Consegna a Lui. Giacomo 2,26, che cosa dice? Che ha una bella voce qua. Può alzare la voce e legge questo brano? Nessuno legge, está escrito em italiano ali? Ou... La fede senza è morta. Se non ci sono le azioni di fede, non esiste fede. Ma io credo. Tu puoi credere. Ma fede, ci sono le azioni. Io manifesto. Le manifestazioni della fede. È lì che c'è la vita con Cristo.
Perché se non c'è la opera, non c'è azione, è morta. È quello che ti insegna la parola. Perciò consegna a Gesù e tu vedrai che per fede la tua vita avrà vita. E come Gesù ha detto, abbiamo parlato domenica scorsa, vita abbondante. È quello che è la promessa del Signore. Perciò Dio vuole atti di offerta. Dio vuole atti che dimostrano la tua fede. Dio vuole vedere i tuoi atti, le tue azioni che dimostrano veramente io credo. Perciò che Abraamo, che cosa fece con suo figlio? È qui, Signore. Che cosa Anna fece con suo figlio? È qui, Signore. Che cosa quella vedova fece con Elia? Facciamo questo pane. E hanno mangiato di più. Che cosa Dio vuole che tu faccia? Consacra al Signore con atti di fede quello che per te è importante. E il Signore dirà, io prendo mio figlio e io ti retribuisco ancora di più. E tu vedrai delle cose stupende che tu non hai mai conosciuto nella mia storia. Atti di fede. Perciò io offro a Gesù quello che Lui merita. E quello che Lui merita è o meglio di me. Eu vorrei finire com l'ultimo texto, que eu messo soltanto una frase qua, que está em Mateus capítulo 5. Cercate prima, cercate dopo. Cercate prima il reino dei cieli e la sua. E che cosa continua? E tutte queste cose vi saranno date. Cercate prima il Signore, il reino di Dio, il progetto di Dio, il sogno di Dio, la responsabilità con Dio. Cercate tutto questo prima e tutte le altre cose io vi darò. Tu credi in questo Gesù? O tu credi che Gesù è tirchio come io sono? O tu credi che Gesù non manterrà le sue parole come io non mantengo? Gesù mi darà in abbondanza. Lui non è un uomo per mentire. Lui si è promesso, ti darà e non ti mancherà nulla. Ma quello che Lui vuole da te è la tua completa fiducia in Lui. Consegna a Lui quello che per te è più prezioso. Preghiamo. Nosso Padre, è una storia di una offerta, di una cena. È il quotidiano, è l'intimità con te, è questo approccio con te. Ma nelle stesse storie c'è un'offerta molto più grande. E Maria consegna. Grazie Padre perché tu ci insegni questo. Questa storia è stata raccontata e lasciata nella tua parola per noi, in modo che io devo imparare a essere come tu ci insegna, Gesù. Imparare con Lazzaro, Marta e Maria a offrire la loro storia a te. Imparare lì con Maria a offrire un anno di lavoro. Tu já hai dato in abbondanza per noi. Tu já hai dato a noi la vita eterna. Tu hai vivificato la nostra storia, la nostra vita. Grazie. Ma adesso sono atti di fede che tu stai dicendo e che dobbiamo fare pubblicamente. Grazie. Padre, io prego per me, per la tua Chiesa, e quello che è più prezioso per me è quello che tu vuoi da me, che io devo dare a te. Io chiedo, Padre, che questa Chiesa possa veramente consacrare i suoi figli a te. Io chiedo, Padre,
che ogni coppia possa consacrare suo marito e la sua moglie a te. Io chiedo, Padre, che ogni talento che è stato dato a ogni persona qua sia consacrato a te. E per noi tutti, oh Padre, tutto il nostro tempo sia a te. La tua promessa è che non ci mancherà nulla, perché tu farai abbondare. Grazie, oh Padre, perché questi atti di fede è una dimostrazione di quanto io ti amo e di quanto tu sei prezioso per me. Grazie. Benedici la tua Chiesa, Padre. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Chiede a tuo fratello, a tua sorella, persona al tuo fianco, che cosa è più prezioso per te? Che cosa è più prezioso per te? E adesso la domanda più delicata. Questo che è più prezioso per te, tu già hai consacrato a Gesù? Tu già hai lasciato che Gesù guidasse? Che cosa è più prezioso? La vita con Cristo non è un gioco, non è una passeggiata, è una responsabilità con atti di fede. È questo che Gesù desidera di noi. Amém? Nós staremo adesso facendo la raccolta di offerte e decima. Dio non ha bisogno di questo, sapevi? Dio, se tu consacri o no, la vita continua. Ma Lui vuole questo perché Lui vuole vedere dove è il tuo cuore. Questa settimana, domenica scorsa, una persona che ha una situazione economica molto difficile è venuta a parlare con me, Pastore Caio. Non puoi immaginare la mia esperienza di domenica scorsa, l'alta domenica, perché io ho trovato un lavoro. Io ho consegnato la mia prima e lei ha raccontato con tanta e tanta gioia, con tanto sorriso, perché lei stava offrendo ao Signore. E não importa se lei ha dato 50 ou 5.000, não importa. Lei stava sendo grata ao Signore. E lei era molto contenta. Che sia con noi. Che opportunità che abbiamo di consacrare ao Signore. E è per Lui. La tua storia è per Lui. Quale cantico? Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù io offro le offerte e le decime. Possiamo stare in piedi? Cantiamo.
Amen, ti lodiamo Signore, ti vogliamo ringraziare Padre che noi possiamo continuare ad offrire il nostro tempo, Padre, tutto quello che tu ci dai come benedizione, Padre, che possiamo essere di testimonianza anche a coloro che non ti conoscono, Padre, nel nome santo di Gesù, Amen. Potete sedervi. Ho detto a loro che finisce qua, canteremo la seconda canzone, ok? Che abbiamo cantato oggi, ok? Ok, va bene. Gli avvisi, ok? Quali sono qua? Ok? Emanuele, tutto bene? Monitori, tutto a posto? Sì? Altrimenti potete parlare con Emanuele lì in monitore, ok? Va bene, avanti. Ok, il 22 febbraio. Incontro di coppia giovani, ok? Qua in chiesa. Non dimenticare, ok? Sì, coppia giovani, portate i vostri amici, i vostri nemici. Ok, ministeri sociali, raccolta di beni. È importante portare, abbiamo tante cose, dobbiamo consegnare alle famiglie. Il nostro lavoro è mensile con i comuni di Villorba, ok? Potete parlare con i responsabili. Avanti. Ok, Pastore Sandro, vieni con te. Ok. Buongiorno Chiesa. Allora, per fare questo annuncio mi prenderò qualche minuto, ok? Allora, qualche anno fa, quando abbiamo cominciato a fare i campeggi per i nostri ragazzi, abbiamo cominciato con la predicazione della parola di Dio e le cose funzionavano bene, ma sentivamo che mancava qualcosa. Abbiamo inserito quello che oggi noi chiamiamo la sentinella di preghiera, ossia una preghiera a catena, no? Ciascuno dei nostri ragazzi dedicava un tempo per pregare nei campeggi, 24 ore su 24 abbiamo coperto le giornate così e noi siamo tornati a casa con una situazione completamente diversa, ossia abbiamo visto dei cambiamenti radicali di vita, ok? Attraverso la preghiera, insieme alla predicazione della parola di Dio. Qualche settimana fa il Signore mi ha scomodato e mi ha detto: perché non facciamo la stessa cosa con la Chiesa? Ossia, estendiamo la sentinella di preghiera a tutte le nostre comunità, perché noi, almeno spero che questo sia il sentimento di tutti, vogliamo vedere miracoli succedere, vogliamo vedere persone che si convertono, vogliamo vedere le nostre vite trasformate attraverso la preghiera, ok? Perciò, dal 1 di febbraio, non so se avete notato, le nostre meditazioni dal 1 di gennaio hanno cominciato a essere sul tema della preghiera, ok? Per preparare la Chiesa a entrare in una dimensione spirituale attraverso questa disciplina. Quindi dal 1 di febbraio noi cominceremo questa catena di preghiera che si chiama La Sentinella, dove tutti noi possiamo partecipare dalle nostre case, quando abbiamo il tempo libero, secondo le vostre possibilità. Pastore, io posso pregare un'ora alla settimana, va benissimo, io posso pregare un'ora tutti i giorni, eccellente, basta che tu partecipi come Chiesa. Fratelli, vi dico anche questa cosa, noi abbiamo più o meno quanti membri, Pastore Kai? 200 membri? 200 membri circa, no? Quando io vedo le riunioni di preghiera del lunedì e del giovedì con 7, 8, 10, ho detto: Signore, la tua Chiesa deve pregare, perché se preghiamo le porte spirituali si aprono e noi vediamo miracoli succedere. Quindi io sarò là in fondo sul tavolino, c'è un block notice, ho già messo il mio nome là, sarò disponibile ogni giorno dalle 6 alle 7 di mattina per pregare. Tu, se vuoi, non è obbligatorio, ma è un'occasione, un'opportunità di vedere Dio all'opera con la mano potente che Lui ha, per poter vedere veramente miracoli. Allora tu puoi dare la tua disponibilità, uscirai là sulla sinistra, tavolino, blog note: Pastore, sono disponibile dal giorno tot e tot, un'ora alla settimana dedicando alla preghiera. Poi nei gruppi io manderò i motivi di preghiera che cambieranno ogni mese, ok? Con le richieste specifiche, con i versetti specifici, in modo che Dio possa lavorare potentemente in questa Chiesa. Amen? Dio vi benedica, grazie. Amen. Ok, Chiesa, preghiera. E domani alle 9 domani
Martedì solo gli uomini alle 6 del mattino e giovedì alle 8 e con Padova alle 9. Okay? E, bello, Dio sta muovendo le cose qua spirituali profonde. Vorrei ringraziare la Chiesa, abbiamo pregato per Montebelluna, un evento che abbiamo fatto lì con la Chiesa Cattolica e anche ortodossi. È stato molto prezioso, grazie ai ragazzi che hanno fatto una bella presentazione lì e eravamo tanta gente, no? Più o meno 500 persone mi hanno detto. La Chiesa era piena e grazie a Dio, alla Chiesa, ai ragazzi che hanno lavorato, servito, e è prezioso. Noi stiamo invadendo un mondo meraviglioso spiritualmente e tanta gente che hanno ascoltato la parola lì. Ok? Assemblea oggi per i membri della Chiesa alle 14, ok? Alle 13:30 prima chiamata, ma di solito non abbiamo la maggioranza, così alle 14 iniziamo la nostra assemblea amministrativa per i membri della Chiesa. Sono 2 assemblee annui, minimo, così faremo questo, ok? Alle 14. E ok, l'ultimo avviso, io e A stiamo partendo per il Brasile mercoledì, ok? Pregate per noi, è un tempo realmente di molte consigli, decisioni, parlare con tanta gente, e partiamo adesso e torniamo a marzo, ok? Ma pregate per noi, Pastore Sandro, ok? Che bello sarà da solo qua, mi piace tanto questo che tu sei da solo, ok? E sarà una bella esperienza lì, ok? Oggi finiamo il culto diverso, cantando quella bellissima canzone, che penso che era numero 2, no? Cantiamo questa canzone, adoriamo il nostro Signore, offriamo lode all'adorazione, e una buona domenica a tutti, e ciao, ci vediamo a marzo, ok? Ok, 3, 2, 1. Se tu sei vivo, loda al Señor. Se tu respiri, loda al Señor. Se tu sei vivo, Se tu sei vivo, loda al Señor. loda al Signore. Se tu respiri, Se tu respiri, loda al Señor. Loderò nelle valli e sulle montagne. Se sono sicuro o se dubiterò, loderò se son solo o se circondato. Beverò dell'acqua che annega il nemico, finché io respiro ho motivo per rendere lode al Signor, l'anima mia. Lode al Signor, l'anima mia. Loderò quando sento e quando non. Loderò perché so il controllo ce l'hai. Loderò molto più di un suono. E il grido di lode fa crollare Gerico. Finché io respiro ho motivo per rendere lode al Signor, l'anima mia. Lode al Signor, l'anima mia. Non tacerò il mio Dio vivo e non riesco a tener questo solo per me. Lode al Signor, l'anima mia. Lode al sovrano, lode che regni, lode al risorto che vinse la morte, lode al fedele, lode al vero, non c'è un altro più grande di te. Lode al sovrano, lode che regni, lode al risorto che vinse la morte, lode al fedele, lode al vero, non c'è un altro più grande di
tu sei vivo. Loda al Signore. Se tu respiri, loda al Signore. Se tu sei vivo, Se tu sei vivo, loda al Signore. loda al Signore. Se tu respiri, Se tu respiri, loda al Signore. loda Loda al al Signore.